Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e San Giuliano che si affrontano al Rigamonti Ceppi per la 7ª giornata di Serie C. Lecco che vuole continuare la cura Foschi, 4 punti in 2 partite. San Giuliano per restare nelle zone alte del girone. 20° Lecco in avanti, Zambataro, ottimo il suo dribbling, il cross dentro, Eusepi immobile d'Alterio che può solo osservare la palla finire, non lontanissima dai pali. Lecco in un primo tempo equilibrato, alle migliori occasioni. 35° calcio d'angolo, pallone a spiovere, Battistini la schiaccia e poi Eusepi da posizione favorevolissima si divora il gol del vantaggio. Sembrava quasi offside, ma la posizione era regolare. Allora l'errore di Eusepi, che poco dopo cerca di riscattarsi subito con questo destro di prima intenzione che non va lontano dai pali di D'Alterio. Si fa vedere solo da calcio d'angolo nel finale il San Giuliano, e il tiro di Serbuti che qui si mangia un possibile gol, perché la posizione favorevole a Melgrati battuto, non trova la porta. Ripresa, San Giuliano cerca subito di produrre azioni d'attacco. Anastasia sul filo della riga di fondo, serve Cogliati che da buona posizione la mette sull'esterno della rete. Rimessa laterale, Lecco che cresce con gli innesti di Galli e Zuccon dalla panchina. Qui di caparbietà proprio Zuccon che difende il pallone, cerca Zambataro e poi è lestissimo ad andare a arpionare con il dribbling un pallone, va fino in fondo, e poi l'assistenza per Dudu Magni che realizza un bellissimo gol. Il vantaggio del Lecco con l'attacco di Dudu Magni. 55°, il Lecco va avanti con un'azione davvero molto molto bella e di grande intelligenza calcistica. Qui Zuccon che fa una cosa molto bella perché va fino in fondo difendendo la palla di fisico, poi in spaccata l'assist per Magni che, chiuso da 2 giocatori avversari, capisce che la soluzione di tacco è l'unica possibile. La reazione del San Giuliano è tutta in un calcio di punizione che va però lontano dalla porta. Poi Cogliati scende, contrasto, non c'è fallo, allora la ripartenza del Lecco con Magni. Spietato il Lecco che cresce nella ripresa. Grazie anche ai cambi dalla panchina, Magni apre su Eusepi in cerca del riscatto personale dopo il gol sbagliato nel primo tempo. Eusepi la piazza sul palo lungo e fa 2-0 alla 67°. Grande soluzione balistica di Umberto Eusepi che va ad abbracciare Foschi e poi il vice Malgrati e tutta la panchina del Lecco che celebra l'attaccante bluceleste. Il riscatto per lui dopo gli errori del primo tempo, lo rivediamo. Grande Eusepi nel gestire la palla, si accentra poi con l'interno destro di precisione sul palo lontano. Lecco prova anche a triplicare, Pinzauti entrato dalla panchina. Qui bello il suo sinistro che non va lontano dal palo, alla sinistra del portiere ospite. Ancora Lecco che cerca all'80° di dilagare. Qui bello il triangolo, Zuccon dentro il pallone, Pinzauti non trova la via del gol, però è proprio lui a gestire questa bella transizione del Lecco. Scapuzzi, Girelli tra i più attivi e positivi dei suoi. Dentro con l'esterno, una gran palla per Scapuzzi che però realizza il gol del 3-0 in posizione di offside, e allora viene annullata questa segnatura del Lecco. Sarebbe stata la terza, sarebbe stata gioia ritrovata anche per Scapuzzi. Finisce dopo 3 di recupero, il Lecco batte il San Giuliano 2-0 e prosegue nella cura di Luciano Foschi che dal suo arrivo in panchina ha prodotto 7 punti in 3 gare.